radioascoltatori, buona radio a tutti voi dalla vostra Pesca. Sorrisi e voci di Radio Libertà. Mi raccomando, fatevi sentire anche voi, telefonateci in diretta al numero 0292947222 per parlare con noi due, con me, con la mia ospite di oggi. Mi raccomando però, seguiteci sulle dirette YouTube, in streaming, eccetera, e lasciate i vostri commenti sotto i nostri video, sotto tutto quello che facciamo di bello e che condividiamo su YouTube. Va bene, oggi entriamo nelle vostre case, nei vostri studi, nei vostri negozi. Vi terremo compagnia con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Mettetevi comodi, cari radiosognatori. Eh sì, avete capito bene, radiosognatori, perché oggi parleremo di fiabe, come quelle proprio dei fratelli Grimm. Ma perché parleremo di fiabe? E come possono le fiabe essere uno strumento utile per risolvere conflitti aziendali, ottimizzare il business della vostra azienda? Non ve lo racconterò, ma ve lo racconterà lei, la nostra ospite di oggi, si chiama Roberta Berno. Buongiorno e ben arrivata. Buongiorno Luisella, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici ed eccoci qua, pronti. Ci parlerà di segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile, della sua fiaba preferita. E voi avete una vostra fiaba preferita e che valore ha per voi? Lei accompagna aziende, professionisti e professioniste, donne e uomini in favolosi viaggi di trasformazione e rinascita, proprio attraverso le fiabe, dalla tradizione millenaria e con ascolto profondo. Ama tutto ciò che è narrazione, perché narrare è dire di sé, è allargare il cuore e lo sguardo, spalancare la mente per cogliere nuove prospettive nella vita professionale e personale. È affascinata dal gatto con gli stivali, ovviamente, e dalla meraviglia delle piccole cose che nascondono e svelano grandi bellezze. Insieme a la sua collega che si chiama Angelica Pellarini, anche lei di Rete al Femminile, che salutiamo, ha dato vita a un progetto innovativo che si chiama Il Tempo delle Meraviglie. È qui con noi oggi Roberta Berno, che racconterà quali sono i suoi ingredienti di ricetta di donna e di freelance. Cito apposta la canzone Ricetta di donna interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980 è scritto dalla Vanoni stessa con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio, Michele Zarrillo. E siccome Rete al Femminile è una trasmissione, sì, Rete al Femminile, siccome Pesca dalla Rete è una trasmissione tutta al femminile, è la seconda volta che prendo questa papera. Salutiamo e ringraziamo alla regia la nostra Sveva Cuoricini. Partiamo con questa intervista. Allora, nome, Roberta, cognome, Berno, città, Milano, professione. professional counselor e cantastorie. E cosa fa un professional counselor e cantastorie? Accompagna le aziende, i liberi professionisti e le libere professioniste, donne e uomini anche curiosi a riscoprirsi, a trasformarsi, a cambiare la propria vita e avere maggiore consapevolezza. Come lo faccio io nello specifico? Con 2 strumenti fondamentali, con l'ascolto attivo e con le fiabe della tradizione millenaria. Perché sì, perché credo ancora alle fiabe. Anche noi. E questo mi fa grande, grande gioia e lo confermo soprattutto questa credenza nelle fiabe, nel loro potere, nella loro potenza, perché ogni giorno le vivo, le metto, come dire, in pratica, le metto in attività nella mia vita lavorativa e professionale, nella mia vita lavorativa e personale e anche appunto con coloro che sono i miei compagni di viaggio. Ripeto, le aziende, i liberi professionisti, tutti coloro che hanno bisogno di un rinnovamento. E cosa non fa invece un professional counselor e cantastorie? Non aiuta colui che non vuole essere aiutato, nel senso che ciascuno di noi è responsabile di sé, è responsabile della propria trasformazione e quindi, se io ti posso accompagnare per un pezzo del percorso, ma poi tu fino in fondo Mh. non credi in te stesso, non credi nelle tue potenzialità, nelle tue qualità, allora io non ti sforzo, non ti obbligo. Roberta, da quanti anni sei in Rete al Femminile?
Da subito dopo il tempo di Covid, quindi dal 2001, dal gennaio 2001. E co 2021, perdonami. e come mai sei in rete al femminile? Allora, rete al femminile. Credo quindi nelle donne, nella nostra capacità di condivisione di quelle qualità umane e infinite, come dicono le fiabe, e soprattutto dei nostri talenti. Ma ancora di più credo nelle collaborazioni fertili, quelle che noi donne siamo in grado di creare davvero, con autenticità e anche nel gioco di squadra. Non nego che ci siano difficoltà, è ovvio, ci sono in tutti i gruppi di qualunque genere, ma noi siamo in grado di far decollare delle iniziative che partono piano piano sottovoce e poi si trasformano in grandi capolavori che fanno sentire veramente fino in fondo la propria autenticità e la propria valore. Roberta, tu fai parte anche della leadership diffusa della rete locale di Milano. Ci vuoi parlare questo progetto di leadership diffusa? Certo. Allora, dopo 3 anni di socia, della rete, è arrivata una chiamata, mi viene da dire in questo modo, e quindi la co-leadership. Che cosa significa? Che noi oggi siamo 4 co-leader, le Mh-mh. fantastiche 4. Un grande onore essere co-leader perché incarniamo e portiamo avanti quel modello di governo di rete al femminile che si basa proprio sul concetto di leadership diffusa. E quindi siamo un gruppo di donne che lavorano insieme per costruire valore a livello nazionale e a livello locale. Senti, qual è secondo te il potere delle donne nel mondo del lavoro? Abbiamo un grande potere, che è quello di scegliere di essere noi stesse ogni giorno, con forza, con determinazione, con uno stile di leadership orientato alla relazione, al quale poi avviciniamo quella nostra capacità di essere sensibili, di, esercitare l'intelligenza emotiva, di esprimere il nostro intuito, la nostra empatia e soprattutto la nostra capacità di prenderci cura di noi stessi e dell'altro. Che bello. Dunque, nella tua biografia sul tuo sito che è www.robertaberno.it scrivi che già da piccola sognavi, no, che da grande avresti lavorato con le favole o raccontato le favole. Insomma, qual era la tua favola preferita e com'è nata questa visione? La mia fiaba preferita: Il gatto con gli stivali. Allora, il motivo è presto detto: sono un'amante dei gatti Mh-mh. e soprattutto sono convinta che i gatti indossino gli stivali. Ah-ah. Questo cosa significa? Significa che ciascuno di noi ha delle potenzialità che al momento giusto emergono. E il gatto con gli stivali lo ha dimostrato. Nella fiaba lui è pronto, prontissimo a far che? A trasformare la vita del marchese di Carabas. Quindi quando mio padre quando io ero piccina mi Mh-mh. raccontava questa fiaba e lui ogni tanto la trasformava, ma tu sai che i bambini non amano che le cose vengano trasformate, devono essere No. sempre, sempre, sempre identiche, la Esa ritualità è quella. Ma ieri me l'avevi letta così. Esatto. E però io lì dentro sentivo che quel gatto aveva qualcosa, mi stava dicendo qualcosa, mi stava raccontando di un futuro. E Che meraviglia. infatti io lì ho cominciato a dire: "Bah, prima o poi racconterò di storie". Ma senti, ma oggi chi è il gatto con gli stivali? C'è qualcuno che te lo ricorda o dove lo troviamo oggi il gatto con gli stivali? Siamo tutti un po' gatto con gli Sì, stivali, sì. perché ognuno di noi ha dentro di sé quelle capacità, quell'astuzia, quella volontà. A volte il gatto con gli stivali viene guardato con sospetto: Mh. ma no, ma questo fa solo il fatto suo, pensa solo a sé, è egoista". No, in realtà lui ha una visione, lui sa bene dove vuole arrivare e naturalmente noi non siamo esclusivamente il gatto con gli stivali, ma noi siamo anche il marchese di Carabas, noi siamo il re, noi siamo la regina, noi siamo l'orco, noi siamo tutto, sommiamo in noi stessi tutte le caratteristiche. E quindi vi ricordate quando il gatto inizia a indossare i suoi stivali? Si trasforma completamente. Allora mi verrebbe da dire: "Luisella, ma" mi giro subito, Sì. mi viene da dire: "E se ciascuno di noi qui in studio, ma anche a casa, facesse davvero il gesto, cioè con le sue mani incominciasse piano piano dal fondo a chinarsi e a tirarsi su degli stivali, dal piede fino al ginocchio, perché sono dei lunghissimi stivali. Si sentirebbe già un po' gatto, perché è qualcosa che ti dà subito un potere. Senti di avere una chance in più. Adoro. Un po' come quando il gatto si mette il cappello e quindi quel cappello: "Ah, ma quel cappello mi dice qualcosa". Ed ecco che immediatamente hai già spostato la tua attenzione, hai già cominciato ad aprire i tuoi orizzonti, perché guardi al di là di quello che c'è.
Ma che meraviglia, ma grazie per questa condivisione, ci hai fatto sognare, vero Sveva che ci ha fatto sognare, è stato bellissimo. Senti, ma parlando di superpoteri, se tu avessi un superpotere tipo uno dei personaggi della Marvel, quale superpotere sarebbe? Allora, personaggi della Marvel mi fai venire in mente a Mistica, che era una mutante e quindi anch'io sono, grazie alle fiabe una mutante, cioè colei che prende delle forme in prestito. Prima vi ho fatto giocare seriamente all'essere un gatto con gli stivali e allora anch'io, proprio grazie alle fiabe, ogni volta posso prendere una forma, assumere una forma che mi aiuti in quella che è la mia necessità del momento e mi aiuti a trovare la soluzione per qualcosa e quindi per avanzare nella mia professione o nella mia vita. Allora, facciamo un gioco con i radioascoltatori. Vai. Adesso ridiamo il numero 0292947222 per parlare con noi 2, Noi 2. okay, perché così almeno ve lo ricordate. Allora, il primo che chiama e ci racconta qual è la sua fiaba preferita, no, facciamo così, ci dovete chiamare, ci dovete raccontare qual è la vostra fiaba preferita e con Roberta poi facciamo magari qualche gioco, gli spieghi com'è la il significato della fiaba, perché ha scelto quella fiaba, come può usare quella fiaba nella sua giornata, cosa può fare simulando l'azione di un gatto con gli stivali anche nella sua insomma vabbè, giochiamo, Proviamo, giochiamo, giochiamo. Noi giochiamo siamo pronte seriamente. qua per giocare seriamente, ovviamente, quindi chiamateci se volete 0292947222, raccontateci qual è la vostra fiaba preferita. Nel frattempo io faccio una domanda alla nostra ospite: mare o montagna? Rigorosamente mare, Mh. ma non Mh. mare Ah, d'estate, ecco. ma mare d'inverno. Ah, mare d'inverno, quindi andiamo al mare quando gli altri sono in montagna. Esattamente, andiamo al mare quando il mare è silenzioso, quando il mare è libero da umanità. Lo senti? Sì, Lo senti il mare quando c'è d'inverno? quel venticello e fuori. Ed eccoci di nuovo qui. Senti, prosa o poesia? Poesia prosata? Ma perché no? Rock o musica classica?
Allora, in questo momento rock sicuramente, Mh. perché l'adrenalina, perché l'emozione, perché la gioia di essere qua è rock, però in certi momenti Perché la assolutamente nostra musica sveva classica. è rock. Quindi insomma Tutte e 2, dipende dai momenti in cui ci si va trova. bene. Allora, parliamo adesso del tuo lavoro, no, allora quando mi hai detto che fai la cantastorie, no, mi è venuto subito in mente, il cunto siciliano. Cioè sia il cunto della tradizione popolare siciliana, tipica di Mimmo Cuticchio ad esempio, sia il cantastorie sono manifestazione di una cultura orale, che valorizza la comunicazione diretta con il coinvolgimento ovviamente del pubblico, entrambe sono espressioni artistiche performative. E che gioco, svolge la musica all'interno della narrazione di una fiaba, no? Perché anche il conto di Cuticchio comunque sembra una musica, è un molto musicale. Che ruolo svolge la musica? Allora, io sono una cantastorie Mh-mh. che non utilizza la musica durante la lettura di una fiaba, Okay. ma la musica è un elemento fondamentale perché ogni fiaba fa risuonare dentro di noi una melodia. Ed è una melodia che può risultare stonata nel Mh-mh. momento in cui qualcosa non è al suo posto, non abbiamo chiaro il quadro d'insieme nel quale ci muoviamo o dal quale vorremmo uscire e di conseguenza è una musica che fa sentire dei suoni stonati. Viceversa, possiamo avere invece una melodia che immediatamente ci fa cogliere di essere nella musica giusta e soprattutto di essere noi i direttori d'orchestra di quella musica. Quindi è una musica che parte dalla nostra interiorità. Poi certamente durante il lavoro con le fiabe, quindi successivo alla lettura della fiaba, si può utilizzare la musica, ma è qualcosa che, per esempio, lascio sempre decidere a chi lavora insieme a me, perché può essere che a me una musica possa far piacere, ma a qualcun altro possa dar fastidio. Quindi partiamo da una musica interiore per poi eventualmente incontrare una musica esterna. Allora, la tua voce ha un che di ipnotico, sì di meditativo, nel senso uno ti ascolta, no, e tu lo conduci proprio fuori da pare veramente che tu abbia il potere di trasportare fuori dal problema, no, di portare in un'altra dimensione, questa ovviamente è la magia della fiaba, ma anche della capacità tua di usare la voce, le pause, eccetera. Insomma, ehm in questo entra il counselor. Mh. Eh, mh. Come Allora funziona? allora, sicuramente, l'attività di un counselor principale è ascolto, è ascoltare chi ti sta parlando, così come io in questo momento ho ascoltato te, ma naturalmente non siamo in un incontro di counseling. Ma che cosa avviene? Con le fiabe io accompagno chi Mh. è con me in un altrove, guarda caso nel C'era una volta. E quindi materialmente siamo seduti qui, ma andiamo in un'altra dimensione che è quella del C'era una volta, quindi di quella fiaba, di quella narrazione. Lì dentro ci incontriamo. Ma la magia vera del cantastorie con le fiabe millenarie è quella di riportarci qui nel nostro tempo presente, nel nostro qui ed ora, perché è qui che noi viviamo, ma da là, cioè dal C'era una volta, noi trasferiamo qua e riconosciamo ciò che c'è necessario per, appunto, svoltare, per cambiare, per rinascere, per dare una nuova vita a qualcosa di noi o che di quello che c'è intorno a noi. Mh. E questo passaggio dal "c'era una volta" al "qui ed ora" è il momento davvero di meraviglia, perché le persone cambiano lo sguardo, perché le persone si illuminano, perché le persone ad un primo momento di sbigottimento: "Cielo, ma io non sono un bambino e la fiaba è Eh, soltanto per bambini." No, è che la fiaba sì, noi la raccontiamo ai bambini per addormentarli, ma in realtà la raccontiamo agli adulti per svegliarli. bellissimo. E a me torna in mente qualcosa che ascoltavo da bambina.
Ma che meraviglia, ma che meraviglia! Vi abbiamo fatto fare un tuffo nel passato, è vero? Vi ricordo il nostro numero 02 92 94 72 22 per fare un tuffo qua in radio con noi 2. Noi 2. Fantastico. Raccontateci le vostre fiabe preferite, perché se dico favole mi sgrida. Dici subito la differenza tra fiabe e favole, favole e favie. Allora, le Oggi favole vado di papere, perché sono emozionata, perché lei mi porta nel mondo magico delle meraviglie e io mi sento molto Alice. 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 Allora, le favole hanno sempre come protagonisti degli animali Il e bianconiglio. il bianconiglio di Alice e, una morale alla fine. Al contrario invece le fiabe hanno dei protagonisti, che possono essere molto altolocati, quindi re, regine, principesse, ma anche il giovane bottegaio, anche il ciabattino, quindi rappresentano l'intera umanità. E la cosa importante è che non ti dicono cosa fare, non c'è una morale alla fine, ma sei tu che la esprimi, estrai, fai emergere. Quindi tutto ciò che non si esprime, si imprime dentro, sappiamo. E allora la fiaba ti aiuta a tirare fuori ciò che senti, ciò che si muove in te, ciò che sei e ciò che puoi essere soprattutto, perché la fiaba ti mostra la grandezza nella quale tu puoi esprimere te stesso. T'è piaciuta? Vi ha convinto? A me sì. Sì, mi è piaciuto molto, grazie. Senti, anni '60, anni '70, anni '80, quali scegli? Allora, per nascita direi 70, perché Ma sono, sei giovanissima. giovanissima, giovanissima, Issima. giovanissima, ma per Sei musica più issima di me, sicuramente. Sei più piccolina. sono più piccina, ma anni '80 senza dubbio per, la musica di allora Mh. e per, lo stile di vita milanese, paninara, tutta quella roba lì, che mi diverte solo a pensarci. Va bene, colore preferito? Ah, perfetto, la cantastorie è assolutamente coerente con se stessa, il mio colore preferito è il rosso, che oggi non ho indossato. Quello di Capuccetto rosso. Yes, Ah. quello di Cappuccetto Rosso. Segno zodiacale. Sono Sagittario, ascendente Capricorno. Sei pericolosa. Cosa di Sagittario, Scelto Capricorno, però, io andrei un po'. Cosa Dunque, ci dice di te eh, questo mix? questo mix ci dice che il Sagittario è un segno di fuoco Ma e va. quindi c'è molta energia, c'è molta curiosità, c'è molta intuizione, sono impulsiva, sono, creativa, esco dagli schemi, non ho mai sembra apparentemente non abbia mai una direttiva, ma in realtà è il Capricorno che mi porta ad essere comunque riflessiva, prudente, razionale, a cogliere le sfide, ma fino a un certo punto, a volte. A volte ce la fa, il Capricorno, a volte, non Grande sempre. comunicatore il Capricorno, Anche. grande comunicatore. Citazione preferita? Allora, la citazione è di Carl Rogers, che è il padre del counseling. Lui disse: "Le persone sono altrettanto meravigliose quanto i tramonti se io li lascio essere ciò che sono". Ah, che meraviglia. E la citazione prosegue e dice: "In realtà la ragione per cui" ve la leggo, perché non me la ricordo tutta, "per cui forse possiamo veramente apprezzare un tramonto è che non possiamo controllarlo. Quando osservo un tramonto, come per esempio facevo l'altra sera, non mi capita di dire: addolciamo un po' l'arancione sull'angolo destro, mettiamo un po' più di rosso alla base". No, non tento di controllare un tramonto. Ammiro con soggezione il suo dispiegarsi. Ma che meraviglia. Va bene, 3 aggettivi che ti definiscono, oppure 3 sostantivi che ti rappresentano. Lealtà, Sì. sensibilità Mh-mh. e ottimismo. Allora, adesso facciamo qualche secondo di pausa e poi torniamo subito. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito?
sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci di nuovo in diretta 02 92 94 7222 per fare cosa? Per parlare con noi due. Chiamateci e diteci qual è la vostra fiaba preferita. La cosa più difficile che sai fare? Dire di no. È già buono che ci riesci. Esatto. Non è qualcosa che o meglio, si impara nel tempo a dire di no. È più facile naturalmente dire di sì, ma è molto rischioso. Perché ad un certo punto non ti riconosci più e quindi c'è bisogno, come si suol dire, di mettere dei paletti, che non significa non accogliere l'altro, non aiutare, ma significa sapere fin dove si può e quando invece ci si sente allontanare da se stessi, allora si dice no. E mettiamoli questi paletti, insomma. Allora, un sogno ricorrente. Non sono originale, lo so, perché Come mai? E perché mai dici così? Perché il mio sogno ricorrente è quello di essere al bordo di un burrone e di vedere lo strapiombo e di sapere che quello strapiombo mi sta inghiottendo. E lì, nella paura del momento però, nel sogno, io poi d'improvviso mi trovo a terra, cioè come ad aver attraversato il burrone senza rendermene conto, ma essere arrivata lì e quindi sapere che lì sono esattamente dove era necessario che fossi, arrivata attraversando quel burrone. Agli psicologi in ascolto, aiuto. Beh, comunque molto interessante insomma. Di cosa hai paura? Oltre ovviamente questo sogno, il burrone, eccetera. Di cosa hai paura? Allora, sono convinta che per ogni paura ci sia il coraggio di superarla. Nel mio caso c'è una cosa soltanto di cui ho una paura terribile ed è guidare la macchina. Seppure io abbia preso moltissimi anni fa la patente, io ancora ad oggi non guido. Invento come dire, i tragitti più alternativi per arrivare dove devo arrivare, ci arrivo sempre con tutti i mezzi a disposizione, manca il monopattino, ma poi ci arriverò pure a quello, ma non guido. Credo di aiutare l'umanità anche da questo punto di vista, perché non sarei certamente Pensa che
recentemente in un'altra puntata Valeria Gioia, che tu ben Sì, conosci, sì, perché ha fatto parte anche lei della leadership diffusa, raccontava proprio di questa stessa paura e di come poi sia riuscita a vincerla. l'ho ascoltata. E L'ho hai ascoltata. provato ad andare nel box, come diciamo perché noi a Milano diciamo nel box, non diciamo nel garage, nel box, a sederti, a spolverare la no, parti dallo spolverare la macchina, metti la cera, togli la cera, prova a farlo perché può servire. Sì, l'ho ascoltata con molta attenzione Valeria settimana scorsa, qualche insomma, quando c'è Sì, stata sì, l'intervista, qualche puntata fa, sì. no, ma metti la cera, togli la cera, spolvera, siediti, non ha funzionato, quindi vuol dire che io non guido, semplicemente. Va bene, allora ti vengo a prendere anche la prossima volta. Nella tua biografia sul tuo sito www.robertaberno.it c'è scritto che le tue specializzazioni sono ascolto attivo, fiabe, empatia, autenticità, creatività. Come usi lo strumento fiabe con gli imprenditori e per che cosa? Perché adesso entriamo un attimo nel vivo del suo lavoro, perché abbiamo riso, scherzato, sognato, vi abbiamo invitato a raccontarci la vostra fiaba preferita, ma la fiaba adesso diventa strumento di business e Roberta ci spiega come. A te Roberta. Allora, quando incontro, le aziende e Mh-mh. quindi un imprenditore, un direttore, il proprietario, la prima parola, che ci insegnano forse a non dire fiabe, perché un conto è dire narrazione, Mh. storytelling, okay, un conto invece è far arrivare quella parolina magica che immediatamente allontana chi ti ascolta. Fiabe, perché la prima reazione è: "In questa azienda non ci sono bambini". Mh. Ma io stoicamente insisto nell'utilizzare il termine cantastorie e quindi, motivare il mio lavoro con le fiabe proprio legato a quelli che sono gli obiettivi di business. Perché nel momento in cui si entra in azienda con un progetto di empowerment, per esempio, Mh-mh. e i collaboratori, i lavoratori, si sentono rinsaldati, rinfrancati, sentono riaccendersi la motivazione, si sentono parte attiva di un gruppo, grazie al lavoro che viene fatto anche con le fiabe, questo è già vincente per l'azienda. Porto un esempio: nell'ultimo periodo ho, chiuso un progetto, un percorso con una istituto di ricerca, iniziato 6 mesi fa. Non è stato facilissimo arrivare a far approvare il mio progetto. Certo. C'è stata una resistenza e tra l'altro era un gruppo di donne con le quali io avrei incominciato a lavorare. Quindi la resistenza al femminile è ancora diversa, perché naturalmente appartenente dello stesso genere ti senti di dire: "Mi capiranno". E invece è stato veramente una esperienza molto interessante, perché mi ha messa alla prova. Mi ha messo alla prova con la capacità di far arrivare quanto lo strumento della fiaba sia fondamentale oggi in un'azienda, proprio perché ti avvicina a te stessa. Tanto si parla nelle aziende di soft skill, di, riconoscimento, di, consapevolezza, perché è sulla persona che tu, ehm, lavori, è sulla persona che fa è la persona che fa l'azienda. E quindi nel momento in cui quel progetto viene portato a termine e hai dei risultati anche oggettivi che ti vengono riconosciuti, hai fatto bingo. Naturalmente con la fiaba in azienda si lavora per 1000 item, per 1000, questioni, che l'azienda sente di avere bisogno di risolvere. Per esempio, questioni legate alla gestione dei conflitti, team di lavoro che non riescono a collaborare o Mh. persone all'interno dello stesso team che fanno fatica a comunicare tra loro. Attraverso la metafora di una fiaba si chiariscono delle situazioni, si portano esempi pratici della fiaba, ma soprattutto si traslano, usiamo questo verbo, Mh-mh. su case history propri dell'azienda, quindi vengono portati in emersione degli elementi cardine dell'azienda stessa, di quel team di lavoro, e su quelli si innestano delle possibilità di cambiamento e quindi tutto ciò che è necessario per arrivare a una nuova, come dire, a raggiungere l'obiettivo. Un altro tema con il quale si può lavorare insieme alle fiabe è sicuramente, lo sviluppo delle competenze e soprattutto la ricerca dei talenti. Perché ciascuno di noi che ha lavorato in azienda, si è incontrato
con le proprie specifiche caratteristiche, ma si è anche scontrato magari con delle caratteristiche che non gli appartenevano o credeva non gli appartenessero, ma che invece gli venivano chieste di esprimere sul lavoro. E allora lì, quando c'è questa specie di scollamento tra ciò che sei e ciò che gli altri vedono che tu possa agire o viceversa, allora le fiabe intervengono perché ti riequilibrano in qualche modo. Le fiabe servono moltissimo per la negoziazione e quindi è un terreno nel quale tu incominci a mediare con l'altro e quando poi arrivi nella mediazione nel tuo lavoro, ecco che scopri che: "Ma io questo l'avevo già vissuto e l'ho vissuto soltanto, tra virgolette, con una fiaba, ma quella fiaba mi ha dato uno strumento potentissimo, mi ha fatto riconoscere ciò che io ho dentro di me, quale risorsa ho per poter negoziare al meglio." Ed è quindi un grande risultato. Con le fiabe e con l'ascolto, quindi con il mio essere counselor, tu porti una persona, l'accompagni ad un benessere, quindi a un equilibrio psicofisico, a una capacità di stare nelle situazioni, anche quelle più difficili, ma riuscire a gestirle, a reggerle. Ma secondo me anche solo ascoltandoti sì, uno entra in un'altra dimensione, perché a me stai rilassando tantissimo. Allora, io ci tengo a precisare una cosa, a parte il fatto che vi invito per l'ennesima volta, se volete 0292947222 per parlare con noi 2, ma soprattutto per parlare con la nostra ospite Roberta Berno, perché allora, noi ridiamo e scherziamo, okay, ma qui abbiamo una forte esperienza professionale della nostra ospite. Lei, posso dirlo, vero, arriva da una forte esperienza nelle risorse umane di una grossa azienda, diciamo così. Non facciamo nomi, ma il suo percorso è molto importante proprio nelle risorse umane di un grande gruppo. E poi lentamente ha fatto una sua evoluzione, un suo cambiamento, ha messo proprio a frutto in pratica tutto ciò che ha studiato ed è arrivata a fare la summa di ciò che ha preso tra studi e, esperienze professionali che, a un certo punto, no, ci si mette in gioco e in proprio, perché si arriva a un livello in cui oltre forse non si può andare in una determinata situazione, cioè pensi magari in una determinata situazione anche se stai bene a livello economico, no, il lavoro magari ti appaga, però hai come la sensazione che oltre non puoi andare, quindi, no, ti metti in proprio e cerchi proprio di fare altro. O forse ti metti anche in proprio perché senti una missione quasi, o hai una visione e pensi che lì non si possa realizzare. Quindi prendi tutto il tuo bagaglio di studi, di lavoro, eccetera, eccetera, e te ne sei andata. Insomma, quindi raccontaci un po' com'è stato il tuo percorso, perché è veramente importante quello che insomma, avevi una mansione, un incarico di grande responsabilità, insomma, non facciamo nomi, ma era un grande gruppo, diciamo. Ecco, e tu eri il manager delle risorse umane. Ci vuoi raccontare non perché sei scappata, fa niente, questo non ci interessa, ma perché a un certo punto e com'è nata proprio questo ma come ti è venuta l'intuizione di parlare di fiabe, no? Non sono scappata. Non sei scappata, No, dai. assolutamente no. Hai detto una parola importante che è evoluzione. Ad un certo punto della nostra vita noi sentiamo il, bisogno, il desiderio di, cambiare, però, te lo motivo. Sì. È proprio una spinta motivazionale che ti fa dire: "Okay, ma davvero come posso mettere a frutto tutto quello che nella vita ho imparato, ho studiato, quello per cui mi sono formata, gli incontri che ho avuto, come posso far sì che siano, utili anche agli altri, ma soprattutto che ci sia uno scambio?" Non che questo in azienda non avvenga, naturalmente, ma è diverso. E allora, tutti gli incontri che io ho fatto nel tempo nella mia azienda, tutte le persone con le quali sono entrata in contatto, tutti i temi che mi sono stati portati, perché puoi immaginare che nelle risorse umane ovviamente si incrocino, le situazioni le più diverse, mi hanno fatto dire: "Okay, proviamo a guardar dall'altra parte del tavolo. Proviamo ad entrare in contatto con, appunto, le aziende in una maniera differente." Chiedo scusa, abbiamo una telefonata. Ah, chi abbiamo in linea? Lo s
La signora Adriana, ma che meraviglia! Buongiorno signora. Buongiorno, guardate, vi ho chiamato perché state toccando un argomento che a me è molto caro, perché ho capito una cosa. Io ho un nipotino di 6 anni, diciamo che ci sforziamo, sia io che la mamma e il papà, a raccontare le fiabe, ma mi sono proprio resa conto che ormai questi sono bambini della tecnologia, per cui ascoltano, per l'amor del cielo, quella prima della buonanotte la gradisce moltissimo, ma purtroppo non hanno capito una cosa di fondo, che le favole, noi di una certa epoca, ci hanno insegnato la metafora, ci hanno insegnato la vita. È Perché vero. i nostri ragazzi sono così violenti? Perché loro hanno preso tutto dai videogame e pensano che sia tutta verità, sia tutta realtà. Per cui stanno diventando di una violenza incredibile perché non hanno sognato da piccoli. È vero signora Adriana, ha perfettamente ragione. Adesso Mi dispiace, sarò retorica, ma ho voluto dirvelo. no, ma anzi Grazie. ha fatto benissimo, grazie, perché poi noi assolutamente siamo d'accordo con lei, siamo cresciuti a pane e favole e fiabe, insomma. Certo, ma Quindi Pinocchio è attualissimo, continuo a dirlo, ma come tutte ma quelle guardi, ma dei fratelli tutti, Grimm. Lilli il vagabondo, Pinocchio, Ma ma sì, ma tutti ce ne quelli sono che stata una volete. valanga. Questi ragazzi non veramente, quando li chiedi, ma tu hai capito che cos'è la metafora? Boh. Per cui, vabbè, niente. Grazie Senta, la comunque. lascio con una frase che adesso le faccio dire dalla nostra ospite, che è una frase che lei usa e della quale io mi sono innamorata, che è anche un modo, se vuole, che può adottare per parlare con il nipotino. Sì, Roberta, dica, ti dica. prego, svela questa frase. Guardi che è una frase magica, prenda carta e penna e se la segni, signora Adriana, perché è Allora, importantissimo. aspetta, cara, che sono vicino alla scrivania. Dica tutto. Grazie signora Adriana per il suo intervento, assolutamente Ma condivido. grazie a voi condivido. della vostra partecipazione, presenza, preparazione, di tutto. Grazie signora Grazie. Adriana, grazie. Complimenti. Allora, al suo nipotino di 6 anni, 6 anni, sì. ok, una frase che subito rivela ciò che lui ha in mente oggi, ma in realtà ciò che sarà domani, è questa: cosa vuoi fare di grande? Non da grande, di grande. Brava, cosa vuoi fare Di grande, perché da grande un bambino non lo sa. Cioè, Certo, o ha ti ragione, ma tante volte a me è già capitato di dirgli, perché sono chiaramente l'avrete già capito, abbastanza una spacca, vabbè, comunque, spacca Lei tutto è quello che simpaticissima, sarà la nonna più simpatica del mondo, guardi. No, te dico, ma tu non ti devi accontentare. Noi facciamo così, bene, voi fate così, adesso con la nonna e con Cristina, che è la sua babysitter, faremo altre cose, per cui parto, gli faccio fare dei giochi anche un po' strani, un po' antichi, quello senz'altro, però caspita, voglio che veramente, poi magari sarà una delusione, ma avete ragione, cosa vuoi fare di grande? A questa generazione che è venuta, diciamo, specialmente dopo gli anni '80, hanno insegnato a papera non galleggia. Il livello doveva essere tutto basso. Io ho spostato mia figlia da una scuola perché a un certo punto l'insegnante mi ha detto sua figlia non si accontenta, ma non mi accontento io, dico che ho 40 anni, ma vorrei vedere che si accontentasse mia figlia. Ma giustamente. E sta imparando delle cose nuove tutti i giorni, per cui l'ho portata via immediatamente e l'ho iscritta a un'altra scuola e dico, se non va bene ne proveremo un'altra. Cara signora Adriana, lei è una super radiosognatrice come noi, grazie per il suo intervento. Magari leggevo anch'io ai ragazzi in difficoltà. Niente, ho apprezzato moltissimo questa trasmissione. Grazie, la ringraziamo. Grazie. Buona radio, Buona ci segua radio. sempre. Grazie, buongiorno. Allora, cara Roberta, c'è un imprenditore visionario che ti ha ispirato? Sì, allora, 2 in realtà. Beh, uno è Walt Disney, perché se puoi sognare puoi farlo e va bene. Vabbè. E l'altro è la signora Sellerio. La signora Sellerio è la patron della casa editrice Sellerio. Mi ha ispirato, sai perché? Perché lei faceva tutt'altro, era un avvocato, a un certo punto ha seguito il marito, ma soprattutto
punto, lei è stata la talent scout, cioè lei ha scoperto i talenti nascosti, uno fra tutti Camilleri, ma vabbè è un dettaglio. Però la sua vita, se leggi la sua storia, è veramente interessante. Lei, senti, tu hai detto un ex avvocato, io sapevo un ex funzionario, ma insomma indifferentemente, Okay. e lei si è licenziata e ha Sì. investito tutto Sì. in questa visione Esatto. dell'editoria, eccetera, eccetera. Allora abbiamo ancora 8 Mh. minuti, ci dice la nostra Sveva. Allora, una cosa che detesti? La violenza, la violenza e la violenza sugli animali, proprio Oh mamma mia. non Una cosa che ami? Una sola? Ah, va Du bene. allora, siccome le fiabe lavorano sul tempo 4 sono le stagioni, 4 sono i ritmi della musica, i tempi della musica, Sì. eccetera, allora ti dico: amo il gelato alla menta, Wow, amo il profumo delle lenzuola fresche di Bucato, adoro. amo i baci, quelli che non fanno, anzi che fanno rumore, Che e meraviglia. soprattutto le persone che non si prendono troppo sul serio. Allora sei nel posto giusto. Nel posto giusto. Allora, adesso ci devi dire, mi raccomando, impegnati bene, una cosa che ti fa ridere, sganassare dal ridere, come si dice. Mi fa sganassare dal ridere trovarmi fuori da una scuola elementare o l'asilo, adesso non si chiama così, ma l'abbiamo capito, quando Ecco. i bimbi escono al pomeriggio, perché tu li vedi con quella vivacità, con quella generosità, con quell'amore verso i genitori, con gli occhioni sgranati di meraviglia, e tu dici: "Ma come fai a non ridere?" E dici: "Speriamo che resti così", invece no. Vai con la risata. Allora senti, entri sul sito, parli di un libro che per te è stato fondamentale per la tua tesi di laurea. L'uso delle parole. Ti prego, parlacene. Sì, fondamentale, un libro o più libri scritti da Nathalie Sarraute, Mh-mh. che era, perché è morta nel 1999, una, romanziera, saggista, Mh-mh. ricercatrice francese, che Sì. io ho avuto il piacere e la gioia di intervistare Davvero? davvero, Wow! davvero. Davvero? Ciò che, mi aveva colpito moltissimo è che il potere delle parole è il silenzio, tra le parole. Cioè, le parole certamente hanno un potere, ma è tutto quello che noi non vediamo in quegli attimi di silenzio che passano tra una parola e l'altra. Lì dentro c'è tutto quello che lei chiamava la sottoconversazione. Quindi i sentimenti, le emozioni, le difficoltà, le paure, lì dentro, nel silenzio. E la magia del silenzio, lei diceva, è proprio quella di far emergere quelle emozioni che a parole non si riescono a dire, ma che ogni silenzio porta fuori in una maniera differente. La mia tesi è stata giocata su questi silenzi. Ho parlato, non è che non ho parlato durante la discussione, ma Fantastico, 110 lodi perché è stata zitta, adoro! ma, Adoro. il fatto di riconoscere, che la vera comunicazione non avviene soltanto quando le persone parlano, ma anche quando le persone sono in Certo. silenzio perché ascoltano, e torniamo all'ascolto, è stato veramente potente per E me. per noi è stato un piacere ascoltare la nostra radiosuonatrice di oggi, la nostra signora Adriana, e per questo tagliamo tutta la parte della nostra intervista e arriviamo alla Mission Impossible. Vai con la sigla. Allora, la Mission Impossible è raccontare, dire, dare, di dire, fare, baciare 3 consigli ai nostri radioascoltatori. Signora Adriana, mi raccomando, carta e penna. Allora, primo consiglio: quando incontriamo qualcuno e gli chiediamo: "Come sta? Come stai?" Vi prego, ascoltiamolo e guardiamolo fisso negli occhi. Non pensiamo alla domanda successiva, vi prego, stiamo lì, perché anche in quel momento la persona che riceve la domanda e si rende conto che noi siamo con lui, con lei in presenza, si apre come un fiore di primavera ed è Sboccia. fondamentale. Consiglio numero 2.
Quando siete fortemente sotto pressione, quando siete stressati al lavoro, a casa, quando qualcosa vi pesa talmente tanto da essere quasi curvi, prendetevi pochissimo tempo, sedetevi o anche in piedi e respirate. Fate 3 respiri profondi. Sono sufficienti per far sì che tutto si riallinei e l'agitazione e la tensione si allenti. Molto interessante. Consiglio numero 3. Prendete un post-it, ciascuno di voi sicuramente a casa ha un post-it, scrivete un desiderio, un vostro desiderio realizzabile o anche non realizzabile apparentemente oggi, ma comunque qualcosa a cui tenete molto e che temete non sia possibile far accadere, e accanto scrivete la vostra qualità infinita che vi permette di realizzare quel desiderio. Ah, che meraviglia. Vi faccio un esempio. Sì. Io avevo desiderio di lavorare con le fiabe e il coraggio mi ha permesso di farlo. Quindi quella è la mia qualità infinita. Ma che meraviglia. Senti, qual è invece la tua ricetta di donna e di freelance per i nostri radiosognatori? Oggi vi chiamo così, radiosognatori. Allora, è una ricetta naturalmente in metafora o forse neanche tanto. Prendete QB di spensieratezza, una buona dose di scoperta, un direi grosso bicchiere di responsabilità e consapevolezza e una manciata, ma una grande manciata di cura per gli altri. Miscelate e fate in modo che ciò che esce sia qualcosa che faccia bene a voi, ma soprattutto faccia bene all'altro che è con voi. Ma che meraviglia, che belle parole, quanta dolcezza e quanta bontà nella nostra ospite di oggi. Io ti ringrazio, grazie mille Roberta, spero veramente di trovarti presto. Torna a trovarci. Salutiamo la nostra radiosognatrice di oggi, la nostra signora Adriana che è intervenuta in diretta. Salutiamo la nostra Sveva alla parte tecnica. Io vi saluto e vi ringrazio, vi auguro buona radio e vi aspetto qui per la prossima puntata di Pesca dalla Rete. Ciao! Avete ascoltato Pesca dalla Rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.